Amici di Sportisidi, buongiorno, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida valevole per il campionato di Under 15 provinciale che vede scendere in campo TF e Panormus. Oggi in palio 3 punti fondamentali, soprattutto per la TF, per inseguire il sogno primo posto, distanza soltanto 3 punti, ma con una gara in meno e di conseguenza una gara che verrà chiaramente recuperata proprio questa mattina e quindi si arriverà alle stesse partite. Insomma, e qui la TF non può e non deve sbagliare soprattutto, perché dentro casa, davanti al proprio pubblico, come sempre è in ottima compagnia, in quanto effettivamente sono tante le persone che sono accorse qui al campo Ancolo Monaco della Parmonval per ospitare appunto questa gara interna della TF. Al momento i due capitani stanno discutendo per capire chi inizierà a battere il primo pallone. Da un lato Mocciaro, dall'altro lato invece c'è Testa Verde. C'è anche qualche abbraccio tra i calciatori che oggi scenderanno in campo. Probabilmente si conosceranno, forse hanno giocato insieme o magari si sono affrontati più e più volte in campo, però oggi 70 minuti andranno a, diciamo, mettere un po' un palo tra le due formazioni, perché 70 minuti e poi finalmente conosceremo anche questo risultato. Nel frattempo stretta di mano tra le due formazioni anche con le panchine, e poi cercheremo anche di capire quale sarà l'assetto delle due formazioni. Sicuramente partiamo dalla TF con Mocciaro in porta, con la maglia numero 2 Barcellona, con la 3 Appadù, con la 4 Raffadale, con la 5 Santoro, con la 6 Lanzetta, 7 Permegna, 8 Palermo, 9 Candela, 10 Palazzolo e 11 Rizzitano. Panormus invece con Vica di 3 Pali con la maglia numero 1, Losicco con la destra, con la numero 2 a destra, con la 3 Graziano, con la 4 Pennacchio, con la 5 Maglienti, con la 6 Capitan Testa Verde, con la 7 Lomolino, con l'8 D'Amico, con la 9 Sanchez, con la 10 Pinto e con la 11 Scafidi. Questa insomma è anche l'11 della Panormus, che tra l'altro sarà anche la formazione che inizierà dunque questa partita. Lo Sicco, diciamo, pensavo giocasse a destra, invece no, giocherà a sinistra nell'out mancino. Adesso cercare di capire anche quale sarà lo schieramento effettivamente della Panormus, perché vediamo sicuramente due centrali, e Testa Verde è uno dei due, con i laterali che sono i terzini, credo che siano molto molto offensivi al momento. Poi probabilmente sarà per il calcio d'inizio, poi insomma metteranno un po' la loro posizione. Invece vediamo lì davanti chiaramente con la numero 9 Candela, vice capitano tanto della formazione, Palazzolo poco più indietro, e inizia anche la sfida. Inizia TF contro Panormus, con il rilancio immediato della Panormus a cercare quelle che sono le famosissime seconde palle. Con un po' di difficoltà la controlla Rizzitano, poi salta Losicco, cerca di mettere giù la palla con qualità Sanghez, che lotta subito in mezzo al campo, poi palla che viene ribattuta proprio da D'Amico a cercare proprio la profondità, e Mocciaro mette tutti d'accordo, si guadagna anche i primi applausi di questa partita. Oggi è panchina per Riva, un po' non ce l'aspettavamo questa scelta, certamente uno dei titolarissimi di questa formazione. Testa Verde subito ribattuto da Candela, poi Palazzolo non riesce ad agganciare, Pennacchio alza il pallone, va a correre Sanghez, arriva però a Padù in anticipo, talmente in anticipo che infatti mette anche la palla in calcio d'angolo, e dunque il primo corner dopo nemmeno un minuto, soltanto 50 secondi sono passati, ma la Panormus ha l'obiettivo oggi di fare un piccolo sgambetto a una formazione che potrebbe arrivare prima in questo campionato, e sicuramente l'obiettivo stagionale. E va Pinto a battere con il suo mancino, c'è vicino Scafidi, ma credo che adesso si stia un po' staccando. Infatti Pinto va in mezzo e poi arriva di testa ad allontanare la difesa, poi ancora Pinto rimette sempre al centro con Lanzetta che fa vedere i suoi centimetri, ed effettivamente con un bel colpo di testa allontana quello che poteva essere un pericolo. Lomolino, deviazione, ed è ancora calcio d'angolo. Vediamo, forse no, rimessa laterale, perché la palla non è uscita dalla linea di fondo, bensì da quella laterale, di conseguenza è rimessa con le mani. Va incontro Candela, l'anticipo ottimo, e poi quasi uno schema che stava liberando l'inserimento senza palla per la Panormus, e Mocciaro mette tutti d'accordo ancora una volta. Losicco di testa, l'anticipo tentato da Barcellona non va al meglio. Scafi di provare l'intento di rigore, viene inseguito Lanzetta, poi va anche ad infastidire Sanghez con l'ultimo tocco che è Amaranto, e di conseguenza sarà quindi rimessa dal fondo. Ma non è contento il tecnico della TF, lo sentite anche forse anche da qui,
tante voci per lui, perché questi primi 2 minuti e 20 secondi non sono stati positivi per quanto riguarda la propria formazione. Sta cercando un po' di suonare la carica. Lanzetta a Padù, pressione alta di Lomolino, va incontro come sempre Santoro, poi palla in verticale, lotta molto bene Megna, adesso palla in verticale a cercare la velocità di Candela, che però corre un po' troppo, la palla infatti va in out, con Graziano pronto ad andare con le mani. Ribattuto proprio da Santoro, molto vicino a lui Raffadale, che sicuramente darà una mano a Santoro, anche perché c'è Pennacchio che già si sta inserendo più volte, l'abbiamo visto anche in precedenza. Con il petto qui, buon lavoro di Santoro a liberare lo scatto e il salto anche da parte di Megna, che però non è riuscito ad agganciare questa palla. Megna sembrerebbe essere lui l'attaccante insieme a Candela, con Palazzolo che agisce dietro le punte, quello che sembra, si è capito molto bene se è un 3-4-1-2, sembra 3-4-1-2 con Santoro e Rizzitano come esterni. Intanto qui sbaglia tutto e riparte da Amico, fermato poi da un ottimo Lanzetta. Eh sì, sembra una difesa a 3, perché Barcellona dovrebbe fare il braccetto di destra, invece Lanzetta è il centrale della difesa, a Padù invece è il braccetto mancino, con Santoro e Rizzitano invece come laterali tutto campo. Palermo e Raffadà a centrocampo, con Palazzolo da trequartista, da 10, come infatti il numero di maglia che indossa, e poi Candela e Megna a fare appunto gli attaccanti. Dovrebbe essere questo lo schieramento, non dovremmo avere sbagliato. Tanto va Losicco con le mani, buona rimessa, bello qui il lavoro da parte di D'Amico che allunga questo campo, poi Lanzetta va davanti come un treno e poi sfrutta tutto il fisico, e qui può veramente poco o nulla secondo me Scafidi, perché Lanzetta è un giocatore molto molto fisico, già molto alto per la sua età. Col fisico infatti è andato lì a chiudere, poi un rimpallo ha comunque favorito la TF. D'Amico intanto sarà quindi rimessa con le mani, va Barcellona a battere, vede l'inserimento dei compagni, Megna anticipato però da Losicco, poi arriva anche Sanghez, ha tentato di uscire fuori con questo pallone ma forse un po' troppo. Barcellona, anche lui con le mani non perfetto secondo me, poi Losicco allontana immediatamente. Nel tempo sicuramente non fanno amicizia Pinto e Palermo. Barcellona, buono qui l'aggancio, riesce ad uscire fuori Rizzitano, poi bravo invece Losicco nell'anticipo. Insomma, in questi primi 5 di gioco stiamo notando una Panormus sicuramente messa meglio in campo, che probabilmente crede anche di più. Intanto a Padù per Mocciano la combinano grossissima, ed effettivamente stavano per confermare ciò che stavamo presentando, ovvero c'è tanta confusione per la TF, al momento una Panormus che sta nettamente giocando meglio, e qui Sanghez stava per arrivare pure su questo pallone. A Padù doveva liberarsi prima, o anche magari Mocciaro forse uscire un pizzico in anticipo, però insomma la Panormus al momento sta tenendo meglio. Lanzetta col sinistro, palla troppo lunga, non può mai arrivare a Rizzitano, che infatti guarda il compagno e dire guarda, io da lì non posso fare nulla, e va Losicco con le mani, prova l'anticipo ma non riesce Raffadale, palla che si impenna, adesso Megna la controlla il 7, subito Testaverde a dargli fastidio e sfruttare il fisico. Fa un gran lavoro qui Testaverde, perché c'è in marcatura alta proprio sul numero 7, sul funambolico numero 7. Intanto Pennacchio, bello qui il suo movimento, lo insegue Palermo, che adesso è un po' arrabbiato perché secondo me, visto che a centrocampo passano pochi palloni, allora ho detto ok, adesso vado io a prenderlo. Tanto qui bella la giocata di Lomolino con Lanzetta che poi la difende ancora una volta in maniera egregia. 7 di gioco sul cronometro, 0-0, una gara molto divertente, pressione anche molto molto alta da parte della Panormus. Bisogna pensare se effettivamente
si potrà mantenere questo ritmo per 70 minuti, non è facile. Pallone alto, testa verde, qui Megna con un po' di furbizia lo spinge un po' da dietro per cercare di avere più controllo lui. Con le mani, Megna, testa verde questa volta col ginocchio, ottimo il suo intervento, poi insegue il pallone Candela, lo Sicco si mette davanti, concede una rimessa laterale, non il calcio d'angolo, buona chiusura da parte del numero 2. E con le mani va Rizzetano, si appoggia però male. Serve una scossa per la TF che sembra veramente essere tanto in confusione questa mattina. Lo Sicco, ottima la rimessa, l'anticipo di Lanzetta, il rimpallo di Pinto, adesso favorisce anche lo scatto da parte di Sanghez che è veloce, lo insegue però Barcellona, sfida tra due velocisti e poi ecco che arriva la chiusura perfetta di Santoro che era dall'altra parte, laterale fascia sinistra. Immediatamente Sanghez, testa a Barcellona, palla che rimane lì, scontro tra due, Palermo lotta e poi si rimane lì con Palazzolo che tocca uno dei primi palloni dopo soltanto 8 minuti. Dopo già 8 minuti. Ed è un po' una novità perché Palazzolo solitamente è quel giocatore con tantissima qualità, fantasioso, che apre solitamente le giocate. Oggi invece non si sta vedendo, complice secondo me una grande Panormus. Lomolino era molto laterale, non può calciare a Padullo, infastidisce, poi arriva anche Santoro che mette una pezza immediata, la tiene in campo Candela ma è soltanto un passaggio verso Lomolino, poi lotta invece a Padù che dice da qui non si passa. Andrà con le mani Graziano, si inserisce Pinto, va proprio su di lui, poi traversone al centro, palla che rimbalza, adesso fa un buon lavoro, palla che rimane lì, poi una deviazione, Pennacchio con l'ottimo lavoro invece da parte di Raitano che Rizzitano, chiedo scusa, che ha lavorato bene sull'auto di destra. Nel frattempo Megna va tanto in avanti, dando praticamente a portarsi una marcatura, lo vediamo qui vicino, ve lo faccio vedere, sta portando praticamente la sua marcatura piuttosto lontana, forse per ripartire dopo. Intanto calcio d'angolo, infatti questa palla va proprio da Megna che attende il rimbalzo, va incontro, l'aggancia, fa ripartire, c'è Rizzitano, però intanto ottimo invece anche il recupero difensivo, poi Rizzitano cerca di scattare su quella fascia, salta nettamente l'avversario, attacca la porta, Rizzitano entra dentro l'area di rigore, poi chiude Graziano, ottima la chiusura dalla parte del terzino con questa meravigliosa diagonale, perché lui gioca sulla fascia destra e l'abbiamo visto ripiegare sull'auto mancino. Dopo lo scatto da centrometista da parte di Rizzitano che ha fatto vedere effettivamente una grande qualità dal punto di vista aerobico. Palla adesso deve essere recuperata? No, perché esattamente c'è un cambio del pallone. E andrà a battere Raffadale. Non c'è nessuno dentro la di rigore della Panormus, va subito in mezzo Palermo, testa verde allontana, poi D'Amico non perfetto ma riesce comunque ad allontanare la palla, Lanzetta mette giù questa sfera, va sul mancino, lo punta, vediamo se calcia, potrebbe anche provarlo, poi viene fermato probabilmente all'ultimo, testa verde allontana questa palla e prova ad allungare il campo con il rimbalzo, Megna allontana come può, Palazzo l'aggancio meraviglioso, mette giù questa palla, poi scarica su Rizzitano, si complica un po' la vita, poi Palazzo cerca di spazzare più lontano possibile, ma con Candela che può arrivare. E qua si ricordava pallone su Paiampalo, Palermo Frosinone, che però se sfortunatamente stampato sul palo dopo un re di valutazione tra Monterisi e Palmisani. Candela fa sempre molto bene a credere su questi palloni, perché su questi palloni a volte ci si può arrivare in anticipo su tutti e poi spedirli in porta è un gioco da ragazzi. Lui non ci è arrivato, ma ha fatto bene comunque a crederci. Tanto lo Sicco con le mani, guarda i compagni, cerca un inserimento, ottima la rimessa laterale, sempre veramente battuta incredibile da parte di questo giovane calciatore. La rimessa laterale è un fondamentale che occorre tanto allenare.
volte possono fare la differenza. Ne sa qualcosa a Coyote, ad esempio. Palla che rimbalza, Lanzetta, qui sbaglia il rimbalzo, poi si arrampica anche Sanghez, poi Barcellona allontana invece Palazzolo, Megna ha spinto un po' da testa verde, tutto regolare però, Lomolino vuole girarsi con Appadù che prende bene posizione, poi Raffadale, c'è lo scatto in velocità da parte di Megna che si è spostato sull'altra fascia, sfida ancora una volta la difesa avversaria, poi scivolata ottima sul pallone da parte di Maglianti. Ma con le mani Candela si gira molto bene, Candela cerca pure la porta ed ecco che sporca per la prima volta i guantoni di Vicari, che ancora non aveva toccato praticamente nemmeno un pallone, lo fa adesso dopo 13 minuti di gioco. Lanzetta va in anticipo, D'Amico di testa arriva nuovamente, Lanzetta fa solo, cerca un aggancio, non riesce, Maglienti, adesso D'Amico alza ancora la sfera a cercare i compagni, Lanzetta di testa come un ping pong, poi arriva anche Rizzitano, favorisce Palazzolo e poi nuovamente Maglienti che però si gira. Barcellona di testa, non perfetto, Raffadale lascia lì a Palermo in mezzo a due, ottimo il suo scatto, viene subito fermato, poi allontana la palla, D'Amico ancora una volta ad allontanarla pure lui di testa, Raffadale arriva ma solo per qualche istante, poi Palermo fa sportellate, non basta, palla lunga a cercare lo scatto da parte di Scafidi, Barcellona si arrampica su di lui, fa anche un buon lavoro. Sembrava potesse essere in realtà in posizione di fuorigioco, non è così, non è stato però. Tanto Barcellona non fa amicizia con Scafidi. Candela prende questa palla, cerca di scattare, sprintare, ne salta un altro, salta Graziano nettamente, Candela è velocissimo, c'è vicino a lui Megna, salta pure questo, adesso Candela entra dentro il rigore, Candela cerca il passaggio, il rimpallo, favorisce Megna, traversa! Cosa stava per combinare la TF? Un'azione solitaria di Candela, incredibile, l'ha fermato praticamente nessuno, si è fatto credo 60 metri di campo, poi è stato veramente tanto altruista a passare il pallone. Un rimpallo comunque ha favorito Megna che ha calciato quasi a botta sicura, ma la traversa ha detto no alla TF. Adesso sta un po' crescendo. Maglienti, Graziano, Raffadale lotta, palla però dal lato opposto. Cerca lo scatto Pinto, c'è però in anticipo Lanzetta, che secondo me poteva anche tornare dietro. O comunque giocarla meglio questa palla. Gioca meglio la Panormus, però l'occasione più grande è stata proprio per la TF con questa grande azione di Candela e poi la attraversa. Quindi rischia Lanzetta, palla che passa con Mocciaro, quasi da libero in tackle. Il Citano si impegna con il fisico Losicco che sembra avere la meglio all'inizio e anche alla fine. Losicco, gran lavoro. Che passaggio ma sbaglia Palermo, così intestardisce Rizzitano, palla rimessa. Losicco rischia qui tantissimo la TF con questo buco da parte di Santoro che stava quasi per favorire in realtà Lopin, che stava a favorire quasi Pinto. Candela, aggancio a seguire con Graziano, è velocissimo ma comunque arriva Maglienti in anticipo. Lanzetta allontana immediatamente senza badare allo stile, Losicco lascia rimbalzare un paio di volte, la tocca, la alza questa sfera per D'Amico, poi Palermo non arriva col fisico, arriva però Pinto che scarica proprio sul compagno, D'Amico nasconde il pallone destro-sinistro, ottimo, poi in mezzo a due Palermo si mette con centro-basso, invece del fallo, secondo me poteva fare continuare. Le posizioni TF con il Pinto che si mette davanti, così a non fare battere.
E va Lanzetta a battere, sicuramente ci aspettiamo una sventagliata lunga. Palazzolo tocca per Megna che si autolancia in mezzo a due, poi 8 invece lavoro di Maienti che concede credo calcio d'angolo perché è uscita quasi, praticamente quasi all'angolo. No, rimessa laterale, Megna con Losicco, bel lavoro per Rizzi, Tano che cerca un traversone, sul secondo palo non c'è però nessuno, palla infatti che termina pure in out. Con le mani, palla giù per Vicari. Testa da parte di Raffadale, poi arriva Palermo sempre in anticipo, vuole posizionamento, poi Palazzolo anticipato da Maglienti che sta crescendo tanto in questa partita, testa Lanzetta, salta anche Raffadale, Pinto lo travolge, ma non c'è nulla per il diretto di gara. Poi Palazzolo si ferma, sterzata, sempre tanto tecnico, prova a dialogare con Rizzetano, l'anticipo di Losicco è ottimo, che si sente uno dei migliori in campo, Maglienti, poi D'Amico, spingono un po' i giocatori in campo, raga, Pennacchio dalle parti di Lomolino, ma 8 invece la chiusura da parte di Santoro, aiutato pure da Appadù. Graziano con le mani, Pennacchio mette giù la sfera, cerca di tornare dietro ma non riesce nel suo obiettivo. Poi nuovamente l'anticipo ottimo da parte da Pronus che dal punto di vista dell'atteggiamento in campo sta giocando veramente una gran partita. L'atteggiamento è quello corretto secondo me, aggressione alta e costante, però insomma pensare di poterlo fare per 70 minuti è un po' difficile. Graziano la viene allontanata da Raffadale, la sporca d'Amico, poi Graziano ancora con intervento di Raffadale un po' al limite, poi scatta Società Megna, Vicari è nettamente in anticipo, allontana la palla come può, rimbalzo adesso può favorire Palermo che si va a prendere questa palla con tanta cattiveria, poi nel frattempo si scontra con Testa Verde e poi si dicono qualcosa forse con Maglienti. Raffadale, D'Amico, sempre molto pulito di prima, Sanghez gioca bene la Panormus, Barcellona chiude tutto, Rizzi, Tano mette questa palla in avanti, cerca la velocità di Megna, Testa Verde allunga la sfera ma non basta perché Megna arriva ancora su quella palla, invece no perché si è contenta del calcio d'angolo. Di quindi calcio d'angolo con Raffadale pronto a battere, vediamo come andrà, se andrà corto, se andrà lungo. Si avvicina intanto Palazzolo, scambiano i due, poteva essere forse anche quasi fuori gioco, ma rientrato in tempo. Raffadale, bel lavoro, mette dentro questa palla, poi arrivare come un flipper e calcia Palermo e viene fermato all'ultimo questo tiro, era una bella occasione per la TF con poi Palermo che adesso si va anche a prendere questa palla un po' con astuzia, anche un po' con agonismo. Buona partita da parte di Palermo, sta crescendo anche lui all'interno di questo match, così come la gara di Palazzolo che nei primi 8 minuti, 9 minuti non si era visto tanto, adesso invece lo stiamo vedendo un po' più all'interno della partita. E questa chiaramente è una buona notizia perché per la TF è un giocatore vitale, essendo diciamo il creatore di gioco. Va Raffadale, mette in mezzo, palla che non arriva su nessuno, calcio invece quasi a botta sicura Megna, ma prende secondo me Lanzetta. E qui Megna aveva praticamente quasi segnato, secondo me Vicari non ci sarebbe arrivato, è stato provvidenziale
l'aiuto da parte, l'aiuto, o meglio la deviazione quindi negativa chiaramente di Lanzetta, che dovrebbe aver levato al compagno praticamente il gol, perché secondo me da lì Vicari non poteva arrivarci, la distanza comunque abbastanza ravvicinata, il tiro era anche fatto bene. Intanto Barcellona centrale, Palazzolo nasconde la palla, poi viene chiuso da Pennacchio con Testaverde che allontana senza badare allo stile, poi qui sbaglia Santoro perché salta su un pallone qui invece non doveva fare, doveva dreggiare parecchio e poi lasciare sbattere il pallone a terra, lì controllarlo con più serenità, invece saltando permesso anche all'Omolino di avvicinarsi in maniera pericolosa, poi non ha causato nessun pericolo, però insomma il rischio comunque se l'è preso. Palermo allontana, Palazzolo salta con D'Amico che sta giocando una gran partita anche lui, poi Candela, Testaverde un po' al limite, lo Sicco anticipato, Candela, Megna la controlla, poi cerca di alzare il pallone proprio su Candela che si impegna ad arrivare su questo pallone. Palla con l'esterno, forse un po' troppo alta, la controlla Graziano, ma poi la Fadale si mette davanti, fisico contro fisico, viene vinto dal 4 in maglia Foxia. Palazzolo di ritorno per Candela che però non controlla bene e Maienti allontana di testa, poi Palermo allontana ancora lui, Lanzetta con un pizzico di difficoltà, poi Palermo sbaglia nuovamente il passaggio, adesso qualche errore di troppo per il numero 8, forse un po' stanco perché non si è fermato praticamente mai in questi primi 23 minuti, poi Santoro intanto con una bella chiusura difensiva allontana la sfera e ci permette anche di rifiatare. Ma Graziano con le mani, minuto 24 di gioco, 0-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisiri. Si chiedeva un fallo, non c'è nulla però per il diritto di gara che era molto vicino all'azione. Arbitraggio molto all'inglese, questi contatti un po' così lascia sempre correre, secondo me anche in maniera corretta, perché un po' per aumentare la spettacolarità della partita, fischiare in continuazione e spezzare il gioco insomma non è mai molto divertente. Questi contrasti energici vengono comunque garantiti, chiaramente laddove non si sfocia in irregolarità, chiaramente c'è il fallo, però fin quando sono interventi molto energici e nulla più, secondo me è giusto fare continuare. Testaverde di testa, non è perfetto perché Candela può arrivare su questo pallone, infatti ci arriva, si è impegnato un po' ma ci è arrivato, punta Maienti, rientra sul destro molto bene Candela, cerca anche il cross al centro, era bella l'idea, Megnan non aveva attaccato bene il secondo palo, riesce comunque a controllare questo pallone, adesso punta Testaverde, traversone nuovamente in mezzo, non sbuca nessuno, arriva Palazzola adesso, si crossa sempre sul secondo palo ma non c'è quasi mai nessuno, poi Candela anticipato dall'Omolino che prende il possesso della palla, poi la deviazione favorisce comunque ancora Appadù. Tocco dietro, Raffadale si coordina, potrebbe anche cercare la conclusione, invece allarga il tiro, allarga il suo passaggio, anzi, però io da lì avrei calciato onestamente, aveva lo spazio. C'è un cambio però. E forse esce Appadù, esce. Questo è un cambio. Forse non ci aspettavamo. È entrato Abate nel frattempo. Allora, credo che Abate adesso faccia il laterale e Santoro si sia stretto. Vediamo se si è fatto male a Padù, perché un cambio dopo 26 minuti o è una scelta tecnica oppure un infortunio, però insomma secondo me non stava giocando così tanto male a Padù, forse non perfetto in qualche occasione, in qualche circostanza, però insomma da qui a levarlo al 26esimo ne passa tanto, e però il tecnico lo sta rimproverando, quindi forse è scelta tecnica mi sa. Qui rischia Santoro, chiude Lanzetta, ha un po' rimproverato forse per qualche giocata, però insomma forse qualche problema fisico probabilmente, perché dopo 26 minuti solitamente è fisico il problema, magari non stava bene al 100% prima, tanto calcia verso la porta e non c'è nessuna deviazione con Mocciolo che è andato giù. Concludiamo il discorso su Appadù, probabilmente qualche problema fisico magari. Minuto 27, non manca tantissimo alla fine del primo tempo, quindi per concludere nuovamente il discorso su Appadù,
probabilmente magari qualche problema fisico sul giocatore, perché secondo me non stava nemmeno giocando malissimo, anzi si era attaccato tanto sull'altro lato, quindi quello dove si attacca con Scafidi, che adesso invece ha cambiato posizione, si è andato a mettere proprio sul lato di destra, che poi è rimasto anche giù, con Lomolino che invece è andato sulla fascia sinistra. Tanto si ritorna in campo, minuto 28, Lanzetta allontana come viene, si accorge del pallone Rizzitano, allontana D'Amico, cercare sempre questi palloni lunghi, non è che rimbalza, lo insegue Candela che è tanto veloce, vince pure questo rimpallo, Candela si autolancia, va sul destro, calcia verso la porta, sta verde miracoloso, perché qui secondo me Candela l'avrebbe messa dentro, che partita, che giocatore comunque Candela. D'Amico si autolancia anche lui poi con l'esterno, giusta la palla verso Pinto che si impegna tanto, però non riesce a arrivare sul pallone, era un po' complicato. Losicco, arriva Santoro, Lomolino, bella la palla a tagliare per Sanghez, arriva Bate che però cicca il pallone, adesso favorisce anche Scafidi che col mancino mette sul secondo palo, non arriva nessuno di testa, poi Barcellona lotta con Sanghez, c'è anche un fallo e si lamenta tanto Barcellona. Lanzetta, testa alza questo pallone, poi Pennacchio, palla che rimane comunque sempre lì con Lomolino pronto a pressare, Lanzetta allontana come viene, allontana pure Maienti, adesso Pennacchio cerca sull'out di destra la giocata positiva verso Scafidi che però qui manca il pallone, ma trova comunque, no, non trova niente, sta facendo il calciatore, sembrava essere stato poi va Batef l'ultimo a toccare il pallone, così però non è stato, perché si riparte con una rimessa dal fondo con Mocciaro, minuto 31 di gioco. Adesso va Lanzetta a battere, rinvio a lungo, palla che rimbalza sempre a cercare Candela che prende tutti questi palloni, poi il taglio di Megna, bella l'idea con testa verde, più veloce Megna, poi testa verde Megna ancora, Vicari va giù benissimo, qui l'ha graziato secondo me. Va Barcellona, anticipato Candela da Losicco, poi Rizzitano in testa lunga, anche Palazzolo non basta, D'Amico come sempre alza questa palla, poi Barcellona va immediatamente, poi Losicco anche lui, buon lavoro. Ancora Barcellona cerca di allungare sempre questo campo con Megna, però non è precisissimo nell'aggancio, di conseguenza la rimessa laterale alla Panormus. Losicco mette giù la palla, poi nuovamente Pinto ad allungare, Lanzetta la controlla,
spazza lontano, poi bello il lavoro da parte di Palazzolo. Palermo con l'esterno pulitissimo, però non arriva invece Raffadali che era vicino, forse non aveva calcolato bene la velocità del pallone. Adesso Santoro nettamente in anticipo, arriva Sanghez pronto a pressare, lui cerca comunque Abate, l'aggancio non è dei migliori, poi viene fermato anche da Scafidi e Santoro invece mette una pezza gigantesca andando a uscire pallone tra i piedi. Candela si ferma, sterzata, guarda i compagni, rientra molto bene, cerca una palla a tagliare, Megna Staverde non lo vuole fare girare, lo infastidisce da dietro, riesce anche a prendere questo pallone. Gran partita da parte del capitano Lomolino. D'Amico alza lo sguardo e vede nuovamente il 7 che prende il tempo anche a Barcellona, taglia sul centro del campo, Lanzetta gli dà fastidio, poi Abate in diagonale non perfetto, ma Mocciaro comunque allontana. TF che tra l'altro è anche la migliore difesa di questo campionato con solamente 14 gol subiti, insomma veramente molto molto pochi. Enormus invece che è il miglior attacco di questo campionato. Tanto Lanzetta con il petto si chiede un tocco con il braccio ma non c'è nulla. Sanghez era lì pronto a pressare, poi allontana Abate, palla che si impenna, Candela fa un buon lavoro su Graziano che va anche giù, voleva farsi un calcio di punizione ma l'arbitro non ha ravvisato nulla. Quando siamo al minuto 33-30 secondi, quindi manca un minuto e mezzo, poi qualche cosa forse da recuperare, però insomma non ci sono state molte interruzioni, quindi effettivamente non credo che ci sarà recupero. Però secondo me almeno un minuto lo darà. Forse poteva starci il fallo perché si è sentito anche fin da qui lo scontro, forse poteva anche starci. D'Amico intanto si gira, cerca una palla in verticale, favorisce nuovamente Scafidi che cerca il centro Pinto, di testa salta invece puntuale Rizzitano che sta chiudendo tanto con queste belle diagonali difensive. Barcellona di testa chiude anche lui, poi Palazzolo di petto, testa verde un po' in difficoltà perché c'è anche Megna, passaggio tanto rischioso, poi con Vicari che allontana senza badare troppo allo stile. Zidane non lascia Barcellona, manca poco, mancano poco più di 40 secondi. Diciamo che si è preso qualche metro in più Barcellona. Palermo lo si alza la gamba, poi Pennacchio per Pinto si gira e tocco con il braccio. Del calcio di punizione mancano 15 secondi più eventuale recupero. Il Barcellona lascia lì a Lanzetta. Va Lanzetta, battuta forte in mezzo, testa verde a lunga di testa. Ed è quindi calcio d'angolo, c'è quindi tempo ancora per giocare perché siamo al minuto 35 e 34, quindi probabilmente è stato intanto sicuramente un minuto. Con Raffadale al centro, vediamo se ci sarà la possibilità di aprire le marcature questa azione o se invece bisognerà aspettare, chissà, forse la seconda frazione. Alza le braccia a Lanzetta perché forse vuole il pallone lui, va in mezzo, allontana la testa verde come sempre, puntualissimo, poi ancora una volta palla sul secondo palo e non arriva Abate che l'aveva attaccato sì bene quella palla. Vediamo se c'è ancora spazio per giocare, secondo me dopo la rimessa al fondo. Eh sì, ha detto è finita. E andrà a lungo D'Amico che allontanerà il pallone e poi ci sarà presumibilmente il duplice fischio. Invece no, c'è ancora spazio. Rizzitano sbaglia il passaggio, testa verde, allontana nuovamente, poi Lanzetta quasi un ping pong con Losicco, c'è la pressione alta di Rizzitano, Losicco si mette davanti, fa un gran lavoro e poi duplice fischio, si va all'intervallo, risultati 0-0 tra TF e Panormus. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo in esclusiva della sfida. Dopo.
È un derby dal peso specifico non quantificabile, quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum di Mister Infantino e la San Cataldese di Orazio Pidatella. In palio punti pesantissimi per la lotta per la salvezza. Parte meglio la formazione verde amaranto con questa iniziativa personale da parte di Russo. Tiro cross insidioso respinto da Di Silvestro, poi l'azione prosegue senza successo sulla sinistra. Risponde subito il Castrum Favara, imbeccato subito Nacho Varela che di testa non inquadra la porta, poi lavora bene soprattutto sulla prima pressione. La formazione oggi in tenuta bianca con Ecegoyen che mette in mezzo il pallone, colpo di testa e la palla che si perde fuori sul tentativo di lanza. Dall'altra parte cross con la palla che rimane in aria, la rovesciata tentata con la parata da parte di Di Silvestro, poi direttamente dal rinvio dell'estremo difensore Maravigna la palla arriva dalle parti di Suaré che incrocia col destro e c'è la parata a terra da parte di Di Silvestro. Poi calcio di punizione con la palla che spiove un po' sulla traversa, un po' forse col tocco di Maravigna sul tentativo di tripicchio. Dall'altra parte il Castrum Favara ci prova anche a sinistra, conclusione di lanza bloccata dal portiere Maravigna. Con le immagini passiamo al secondo tempo, subito tentativo da parte di Tripicchio che ci prova quasi dalla linea di fondo, poi calcio di punizione per la San Cataldese, palla che impatta sulla traversa sul tentativo da parte di Russo, poi azione che sfuma sulla ribattuta. Dall'altra parte il cross per Valera viene ribattuto, conclusione volante e il miracolo da parte di Maravigna che manda la palla sulla traversa su questo tentativo dalla distanza da parte di Demin. Poi San Cataldese che ci prova ancora con Russo, con il cross diventa un tiro smanacciato, ma occhio al capolavoro da parte di Piazza, calcio di punizione perfetto del fantasista subentrato a ripresa iniziata, va sotto la tribuna del Bruccoleri a sentire l'urlo dei tifosi del Castrum Favara per un gol bellissimo ma anche pesantissimo ai fini del risultato e ai fini della lotta salvezza. Poi Piazza in contropiede potrebbe raddoppiare, ma tu per tu con Maravigna spreca clamorosamente. E però questa l'ultima azione della partita, arrivano i tre fischi, arriva un'altra vittoria per il Castrum Favara che inizia addirittura ad intravedere la possibilità di una salvezza diretta. Altra sconfitta bruciante per la San Cataldese di Pidatella. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Dopo le buone notizie giunte il giorno prima da Palermo, il Licata cerca nel primo match point il ritorno immediato in Serie D 12 mesi dopo la tragica retrocessione dello scorso anno. Si gioca in un Dino Liotta vestito a festa contro il Montelepre e per iniziare a fare festa non devono passare altro che 2 minuti quando su una rimessa laterale c'è un tocco con la mano visto dal direttore di gara, il signor Frigo della sezione arbitrale di Parma, ed è calcio di rigore per il Licata. Dal dischetto si presenta Calogero, la piana che batte Marino nonostante quest'ultimo intuisca ma non può arrivare. Allora dopo 3 minuti è già 1-0 per la squadra di Illo Bonfatto, il quale insieme a tutta la squadra va ad abbracciare Calogero la piana, il quale va direttamente da Santo Privitera. Poi l'esultanza sotto la curva, sotto i sostenitori della formazione giallo-blu. Poi dopo il gol si addormenta un po' il Licata, lascia l'iniziativa al Montelepre che ci prova con questo sinistro a giro da parte di Gaston Martinez, palla che si perde di poco fuori. Poi su questo lancio ancora l'ex attaccante tra le altre di Parma Valle Athletic Club Palermo si libera col sinistro, grande parata di Federico Valenti a dire di no, prova a reagire subito. Allora il Licata con questo calcio piazzato, colpo di testa su Vianisi e la parata da parte di Marino. Poi altro calcio piazzato dall'altra parte, cerca direttamente la porta alla piana, la parata di Marino poi riesce a salvare la difesa del Montelepre. Con le immagini passiamo al secondo tempo perché c'è subito una palla persa da parte di Palmisano, prova ad approfittarne Salernitana, apparecchia per Borgognone, sulla conclusione c'è la respinta. Poi ancora il numero 4 della formazione in maglia grigia che calcia al lato. Poi altro calcio di punizione, questa volta per il Montelepre. Sulla palla c'è Salerno ma soprattutto Gaston Martinez, sulla cui conclusione sul primo palo è attento Federico Valenti. Poi torna ad affacciarsi in avanti il Licata con la piana che mette questa palla in mezzo, c'è il colpo di tacco e la palla che si perde di pochissimo fuori, ci ha provato Minacori. Poi ancora azione che si sviluppa a sinistra per il Licata, controllo e mancino all'angolino. Luca Palmisano, non poteva mancare la firma di uno dei grandi protagonisti di questa grande cavalcata del Licata. Poi Palmisano
mano sulla fronte, a cercare qualcuno in tribuna per festeggiare insieme alla sua gente, insieme ai tifosi del Licata per il punto del 2-0. Montelepre che non molla, ci prova con l'onore delle armi. Conclusione nettamente fuori da parte di Musso, direttamente sul calcio di punizione, poi entra dalla panchina Arario, perché sì, in panchina c'è anche Arario, tiro cross beffardo, la palla rimbalza 2 volte sulla traversa, poi sul palo, e alla fine Luca Palmisano col punto della doppietta, col punto del 3-0, che fa esplodere definitivamente il pubblico presente sugli spalti del Dino Liotta, perché poi dopo il tempo di recupero, dopo questo calcio di punizione per il Licata, arrivano i 3 fischi, i più attesi dall'inizio della stagione per tutta la città di Licata, per tutti il Licata Calcio, per il presidente Massimino e per tutta la squadra scesa in campo. Licata che torna in Serie D, e da Sportisiri è tutto, alla prossima. Caccia al pronto riscatto per il Lascari Cefalù, che tra le mura amiche dello Stadio Ilardo ospita la Promende per cercare di cancellare la sconfitta della scorsa settimana contro il comprensorio del Tindari. Parte forte la squadra guidata da mister Giovanni Comito, che dopo 4 minuti crea subito la prima palla gol della partita. Ci prova Pastorella, che se la porta subito sul destro, va a calciare, c'è la parata a terra da parte del portiere della Promende, ma 2 minuti dopo, su iniziativa del solito Pippo Tiscione, palla scodellata in mezzo. Questa volta Pastorella ci mette la testa, trova il gol dell'1-0, la sblocca dunque l'ala sinistra dell'Ascari Cefalù, che esulta, si scrolla di dosso un po' di polvere, un po' di critiche e soprattutto ritrova la rete davanti al pubblico amico. Minuto 18, ancora attacco vivo per il Ascari Cefalù, la palla finisce sul piede di Cotugno, che al volo col destro colpisce il palo a portiere battuto. Inizia a farsi vedere anche la Promende con questa discesa sulla destra, l'intervento per un primo tempo da parte della difesa cefaludese e poi sforbiciata di Pantano con la palla che sorvola la traversa. Passa un altro minuto, ci prova Mosciaro, la respinta del portiere della Promende. L'azione però non è finita, perché il Lascari va in pressione sull'uscita palla, ci riprova allora Pastorella, che se la mette sul sinistro questa volta, palla che sorvola la traversa. Minuto 24, altro recupero palla da parte del Lascari Cefalù, con Corsino che si invola, entra in area, batte col destro e realizza la rete del 2-0. C'è gloria anche per Nicolò Corsino, che firma dunque il raddoppio per la squadra di Comito intorno alla metà della prima frazione. Al minuto 35 però ancora un attacco sulla destra del Lascari Cefalù, con il cross che arriva ancora una volta per la testa di Pastorella, che firma la doppietta, una doppietta insolita per lui che è abituato a segnare con i piedi. Questa volta con 2 incornate vincenti porta sul 3-0 il risultato per la sua squadra. Ma c'è anche la Promende in campo con questa iniziativa sulla destra. Silvestri prova a piazzarla man mano in uscita, dice di no. Con le immagini passiamo al secondo tempo, perché al 9° minuto Promende che attacca sulla destra, conclusione di Cambria che beffa man mano, e allora al minuto 51 sblocca il proprio score anche la squadra ospite, che cerca di riaprire la partita, ma dopo un ottimo recupero palla in fase di pressing ci pensa, come di consueto, Denny Mocciaro a spaccare la porta con un gran destro sopra la traversa. Minuto 54, ristabilisce le 3 lunghezze di vantaggio la capolista del girone B di promozione, che però si esalta con Denny Mocciaro, palleggio e passaggio no look per Cotugno, che si invola e col destro firma la cinquina di squadra. Ancora in gol all'Ilardo l'ex giocatore della Super Giovane Castelbuono, che si esalta grazie alle giocate di Denny Mocciaro. Dall'altra parte la Promende ci riprova con Pantano, questa volta difende bene il primo palo man mano e dice di no, ma ad un quarto d'ora dalla fine è ancora la squadra ospite che attacca e va in gol con questa conclusione beffarda ancora di Cambria. Palla sul palo, non riesce ad evitare la rete proprio man mano. Rientra in gioco la Promende, che 3 minuti dopo, ancora con una giocata sulla destra, la palla è messa in mezzo, arriva Silvestri dalle retrovie, ancora battuto il portiere dell'Ascari Cefalù, 5-3, ma attenzione a quello che succede al minuto 86, perché c'è un calcio di punizione
per la Promende da distanza siderale, ci prova Dama che batte D'Agostino, firma il 5-4 D'Agostino, subentrato a man mano nel corso del secondo tempo. Sembrerebbe riaperta la partita con la Promende che si porta nuovamente a -1, ma passano un paio di minuti e il Lascari Cefalù torna ad attaccare sulla sinistra. La palla arriva ancora sul piede di Pastorella, che questa volta non ci mette la testa, ci mette il destro, firma il 6-4, chiude i giochi, torna a vincere il Lascari Cefalù. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra TF e Panormus. 0-0 risultato, ma come diciamo molto spesso non fatevi ingannare dal risultato, perché in realtà è una gara molto divertente. Ci sono dei cambi. Allora, vediamo chi entra e chi lascia il campo. Allora, sicuramente sta entrando con la maglia numero 14 Bevilacqua. E vediamo a posto di chi però. Penso per Graziano, perché non vediamo. Sì, si mette infatti la casacchina adesso Graziano. Fuori Graziano, dentro Bevilacqua, quindi questo è il cambio per la Panormus, il primo cambio della Panormus, perché in realtà uno c'è già stato, ma per le file della TF nel frattempo invece fanno amicizia Lizzitano e Scafidi, che sono vicino alla linea. Cenno di intesa tra il direttore di gara e i portieri. Inizia anche la sfida, ricomincia il secondo tempo con la palla messa subito sul petto di Candela, non è buono l'aggancio, Maienti di testa salta 2 volte, poi Palazzolo e l'anticipo di Pennacchio, ottimo per cercare la velocità di Scafidi, arriva puntualissimo invece Santoro. Santoro con le mani Bevilacqua, primo pallone toccato la sua partita.
allontana come può Palermo, esce anche in pressione Raffadale, poi palla che rimbalza dalle parti di Losicco che cerca subito un traversone, Pinto cicca, poi la sfonda ancora una volta e la palla esce veramente di pochissimo con questa conclusione. Infatti mani tra i capelli per Pinto, era bella la sponda da parte di Sanghez che l'ha trovato effettivamente il compagno ben messo vicino, palla che poi termina fuori, ma la TF qua ha rischiato veramente tanto su una palla secondo me anche abbastanza leggibile all'inizio. Con il petto Rizzitano, palla che rimbalza, arriva, ma c'è anche una deviazione da parte di Scafidi con Palazzolo che batte la rimessa laterale. Palermo la controlla con l'addome, cerca di saltare D'Amico, riesce con la velocità ma non con il fisico, perché D'Amico si mette lì davanti e non lo sposti. Sta veramente facendo una gran partita il numero 8, tanta qualità sia nel recupero palla, chiaramente sfrutta il fisico, ma anche dal punto di vista tecnico, perché ha smistato bene alcuni palloni. Pizzitano mette la palla al centro, rimbalza ed è anche un pericolo per la Panormos, ma può ripartire qui la Panormos con questo scatto in velocità. Barcellona lo insegue ma non riesce, arriva però Lanzetta dopo questo scatto da centrometista da parte di Lomolino. Andrà Losicco con le mani, Pinto, traversone immediato al centro con Mocciaro che calcola bene il rimbalzo e va in presa alta. Rizzitano con la testa, poi Candela insegue la palla, bello invece il contrasto, il tackle da parte di Maienti. Ed è quindi calcio d'angolo con Rizzitano che ha sistemato la sfera, poi lascia l'onere e l'onore della battuta a Raffadale. Tutta corta, Palazzolo si ferma, va sul mancino, cerca un traversone, deviato da Bevilacqua, appena entrato, sporca subito in corner questa palla. Vediamo se questa volta Raffadale andrà verso il centro con una battuta più lunga, se invece cercherà, come abbiamo già visto, una sfera corta. Qui non si avvicina nessuno, invece no, si avvicina adesso Palermo. Quasi come un elastico, si allontana. Tutto accorso il primo palo, allontana Bevilacqua, è entrato anche abbastanza bene. Rizzitano la controlla, poi con l'esterno si appoggia di prima e qui forse c'era un fallo, ma tutto regolare, Raffadale riesce a passare. Raffadale vuole lo scambio con Palazzolo, la tocca, la tiene in campo Sanghez, ma poi la regala Raffadale che va giù e qui c'è calcio di punizione. Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, quasi in aria, però effettivamente sono d'accordo col direttore di gara, era fuori. Tefe ci ha provato chiedendo intervento all'interno dell'area di rigore, quindi un calcio di rigore, ma mi sento di dire di essere d'accordo con la scelta del direttore di gara, almeno stando da qui da queste prime immagini sembrava effettivamente essere fuori, quindi corretta la decisione di questo giovane arbitro. Va sempre Raffadale a battere. Attenzione alla posizione di Candela, perché al momento è fuori l'area di rigore, potrebbe essere indirizzato va dentro sul secondo palo, non arriva di testa Palazzolo, che aveva secondo me anche staccato abbastanza bene con il terzo tempo, però non è arrivato ad impattare e è stato lasciato incredibilmente solo. Uno come Palazzolo secondo me non dovrebbe essere mai lasciato solo senza marcatura, perché è un giocatore tanto interessante. Sicuramente in colpezzata non è la sua dote migliore, molto più bravo sullo stretto, sulla tecnica, sull'estro. Ma con le mani, poi Lanzetta in anticipo, mette
tutti d'accordo, volevano un tocco con il braccio, poi Testa Verde invece fa cenno ai compagni di lasciare scorrere questa palla con la sfera che va direttamente da Vicari. Un eventuale punto, secondo me anche la Panormus potrebbe anche andare bene, volendo. Anche se non più di tanto, perché al momento la classifica direbbe 29 Panormus, 31 Fada, 31 TF, 34 Academy Palermo. O meglio, aggiorniamo con i dati chiaramente odierni, quindi 30 Panormus, 32 TF, 31 Fada, 34 Academy Palermo, che sarebbe quindi al primo posto. La Panormus potrebbe significare anche un punto importante. Oggi è vero che manca veramente pochissimo alla fine del campionato, però insomma con le mani intanto bevi l'acqua, cicca. Poi chiamato un cambio, vediamo chi entra. Poi inizia anche ad esserci parecchio vento. Allora sono 2 cambi addirittura. Allora esce intanto Palermo, buon primo tempo per lui. Dovrebbe entrare Farina, sì, entra proprio Javier Farina. E poi anche Santoro per Riva, che ci aspettavamo potesse partire dal primo in realtà. Allora credo che con l'ingresso di Riva Lanzetta si schieri come braccetto di sinistra. Questo è un po' pensiero, anche se in questo momento ma proprio Lanzetta. Adesso vediamo Riva dove si sistema. Secondo me Riva andrà al centro con Lanzetta braccetto di sinistra, ma lo vedremo dopo. Intanto qui cicca proprio come testa Lanzetta con l'arrivo. No, Riva sembrerebbe essersi messo centrale di destra, quindi è perché Barcellona sta giocando a centrocampo adesso. Cerchiamo di dare contezza. Intanto Candela, buon recupero palla a Palazzolo, D'Amico commette fallo ma si continua. Candela cerca una palla a tagliare, ma Ienti sempre molto molto bravo. Poi D'Amico, Palazzola mette una pezza gigantesca, ma il rimpallo non lo favorisce. Poi cerca di correre forte Scafidi, l'appoggio pulito dalle zone di Sanghez. Poi l'anticipo di Pennacchio con la TF che si impegna nel recuperare palla. Allora vediamo. Intanto Riva sta giocando come forse già c'è stato forse anche un cambio modulo, perché allora Barcellona si è rimesso sulla destra, però sembra quasi come laterale. Addirittura è Rizzitano a giocare come terzo di difesa, quindi forse è Rizzitano come terzo di difesa con Lanzetta Riva e Rizzitano appunto in difesa, Raffadale e Farina a centrocampo con Palazzolo leggermente più avanti. Il laterale invece dovrebbero giocare sicuramente Barcellona e credo forse Candela, però insomma, non è chiarissima l'impostazione. Dovrebbe essere Abate l'altro laterale, però. Quindi Candela in attacco con Megna, questo non è cambiato. Sì, dovrebbe essere Barcellona a destra e a sinistra Abate. Questo è i 2 esterni. Intanto calcio d'angolo, alza il braccio, chiamare uno schema. Lunga, Lanzetta di testa alla spizza, poi arriva Candela che impatta. Non al meglio però, soprattutto delle sue qualità. Per le sue qualità, anzi.
quindi rimessa dal fondo. Poi c'è un altro cambio intanto, fuori Raffadale. Vediamo chi entra. Entra Lo Cicero. Per la Panormus invece si resiste, soltanto un cambio avvenuto ad inizio secondo tempo con Bevilacqua che è subentrato a Graziano. Soltanto quindi un cambio sulla fascia. Salta di testa Lanzetta intanto, poi arriva sul pallone Pennacchio. Rosicco calcola il rimbalzo e poi non ne rischia nulla, cercando subito il compagno vicino. Pinto lo insegue, Lanzetta però sembra in anticipo. Del calcio d'angolo, quindi ha ottenuto il massimo qui la Panormus su questa azione. Sembra una palla quasi persa, praticamente persa, ma poi invece è stato sicuramente buono il lavoro offensivo, la pressione alta sempre della Panormus. Sta veramente giocando una gran partita, ma già dal primo minuto l'abbiamo visto. Infatti il primo calcio d'angolo è stato soltanto dopo 48 secondi, quindi insomma la squadra che ha fatto vedere di essere in partita e che oggi è qui per strappare punti e non accontentarsi anche di un semplice pareggio, perché effettivamente la Panormus questo sta facendo. Non ci sono state in realtà delle occasioni nette dal punto di vista effettivamente dei tiri in porta, però comunque hanno fatto una gran partita. Sono state di più secondo me quelle avute per la TF, che nonostante forse abbia giocato leggermente peggio rispetto proprio agli avversari, in realtà ha avuto delle occasioni più nitide. La traversa chiaramente di Megni è quella che grida un po' di più, ma non è stata l'unica. Complice anche l'ottima prestazione da parte di Testaverde, perché su un'occasione Candela aveva praticamente... Intanto torniamo a commentare la partita, poi finiamo il discorso. Entra dentro la rigore qui Molino, poi cerca pure la porta e non la trova. Adesso stavamo appunto dicendo la TF avesse avuto un po' più di occasioni dal punto di vista offensivo, ma adesso la Panormus ci smentisce subito con Molino, che ha avuto l'opportunità di sbloccare questa partita, ma non l'ha sfruttata come avrebbe voluto / avrebbe dovuto. Noi finiamo di commentare perché dicevamo sull'azione quella di Candela in cui insomma aveva dato tanti problemi grattacapi alla formazione ospite. Tanto la palla favorisce Scafidi, che non trova la porta ancora una volta, e adesso questa sì che è la seconda vera grande occasione per la Panormus, che ha giocato una gran partita ma non era arrivata tanto in porta. Adesso invece arriva pure in porta. Noi continuiamo, finiamo il discorso sperando di poterlo effettivamente concludere. Dicevamo sulla grande azione di Candela, dove aveva un po' seminato il panico sulla difesa ospite. È stato Testaverde invece fondamentale, perché secondo me ha salvato praticamente un gol. Poi lo rivedremo nelle immagini, però insomma su quella giocata di Candela Testaverde era stato molto molto bravo, perché aveva levato proprio il tiro all'ultimo. Da lì Candela, stando un po' alla distanza, stando un po' alla qualità del giocatore, avrebbe secondo me sicuramente segnato, trovato la porta. Poi sul gol bisogna battere Vicari, però insomma sembrava essere ben messo. Nel frattempo mancano 20 minuti alla fine della partita, sempre 0-0 il risultato. Potrebbe andare bene alla Panormus, sicuramente non alla TF, che punta al primo posto. Primo posto invece un po' più distante per la Panormus, ma non troppo.
e con una vittoria potrebbe infatti anche andare a quota 32 e lì arrivare a sperare quantomeno fino all'ultima giornata. Scafidi mette giù la palla molto bene, rientra, potrebbe cercare la porta, ma sul primo palo Lanzetta si sostituisce a Mocciaro e poi Abate non arriva su questo pallone. Poi Abate si lamenta tanto, voleva il fuorigioco. Effettivamente sembrava leggermente più in avanti Scafidi, però forse era partito da dietro. Maienti, palla lunga, Mocciaro, anche con l'aiuto di Riva. Candela mette giù la palla, c'è lo scatto di Megna, cerca il passaggio adesso, lo serve in questo momento, si fa passare dal pallone, Megna molto largo, cerca il traversone, non arriva nessuno, arriva adesso Abate però. La controlla, Abate, tocco mancino, sbagliato però. Abate rimessa, anticipato Candela, poi cerca di tenere posizione ma non ne trova quella giusta, poi intanto Lanzetta viene saltato nettamente da Scafidi, poi palla in verticale, Riva molto bravo a fermare, quantomeno rallentare l'azione con Sanghez, poi tacco illuminante di Scafidi per D'Amico che giganteggia a centrocampo, ma allontana Rizzitano, c'è però un fallo precedente. Nel frattempo esce il sole, il campo della Parma, Valle. E poi Testaverde si arrabbia un po' da capitano, dice c'è quello solo perché devi tirare. Perché forse D'Amico adesso da qui cercherà la porta, a quanto pare. E infatti cerca proprio il tiro, però da dimenticare. Nel frattempo il tecnico rimprovera, il tecnico della TF rimprovera lo Cicero. Nel frattempo ha fatto un cambio per la Panormus. Vediamo chi esce. Allora esce Pinto, entra Gambino. Questo è il cambio. Vediamo come impatterà il match. Gambino appena entrato. Palazzolo la controlla, c'è largo, Abate, palla che rimbalza non benissimo, infatti la regala a D'Amico che poi lascia su Testaverde. Gran lavoro come sempre da parte del capitano, che sicuramente tra i migliori in campo questa mattina. Palazzolo alza la palla, poi di testa arriva sempre il solito Testaverde, palla che rimbalza con Lanzetta che la difende, Riva la controlla, allontana un po' come viene D'Amico, sempre ottimo sulle seconde palle, puntualissimo, cambia gioco dalle parti proprio del... ne è entrato Gambino, vediamo come impatta la partita, cerca subito di dialogare col compagno, Riva si ferma con il gran lavoro di Sanghez che cerca anche il traversone al centro, palla che rimbalza, arriva dall'altra parte, la controlla un po' così, poi cerca la conclusione e sulla traversa, ma Mocciaro l'ha allungata questa palla. Bello tentativo da parte di Lomolino, che forse non aveva calciato benissimo, però sotto non c'è stata la decisione di Mocciaro, quindi solo traversa. Diciamo, forse non aveva calciato in maniera pulitissima, con un esterno collo non perfetto, però insomma la traiettoria poi è stata molto interessante. Intanto ottima idea per la velocità da parte di Megna, che però era nettamente in posizione di fuorigioco. Il tempo si lamenta tanto Abate perché Testaverde, Maienti, poi Pennacchio di prima D'Amico, grande idea questa per il entrato Gambino, vediamo se salta l'uomo, scambia con Abate, ma poi arriva puntualissimo invece Megna, regala però soltanto a Gambino, idea di cercare l'esterno con lo scatto da parte di Sanghez, e poi Lanzetta addirittura questo pallone
quasi finisce vicino alla mia persona. Era un tentativo di levare il pallone da parte di Lanzetta, effettivamente c'è pure riuscito perché lo ha allontanato talmente tanto che è finito anche fuori dal campo. Dove bevi l'acqua, alza la sfera, di testa arriva, poi abbatte con il mancino, allunga ancora il campo per il solito scatto di Megna che si impegna per tenerla in campo ma non ci riesce perché Maglienti arriva prima. Bevi l'acqua, D'Amico mette giù la palla, poi si scontrano con Lo Cicero, Farina, poi Lo Cicero lotta pure ma arriva puntuale Pennacchio, grande gara anche per lui. Lo Sicco che un po' si è visto meno in realtà in questa seconda frazione. Lo Molino vuole la uscita con Barcellona, il solito scontro su quella fascia che sta veramente bruciando oggi quella fascia. Barcellona si complica tanto la vita ma con personalità quasi era riuscito ad uscirne via. Sanghez allontana poi Riva che senza badare all'estetica allontana la palla come viene. D'Amico alza la palla con l'esterno, arriva Gambino, Mocciaro però puntualissimo, fa ripartire i suoi con Abate. Bevi l'acqua, poi arriva Riva, minuto 57 di gioco, mancano quindi 13 minuti alla fine della partita, con Palazzolo che lascia la battuta al compagno con Abate. Poco fa ha avuto l'occasione per partire ma il controllo non è stato dei migliori. Candela, Abate, la tiene in campo, invece no. Bevi l'acqua, palla lunga, Riva ancora una volta è puntuale, tra l'altro Riva si è spostato sull'out di sinistra, quindi sta giocando adesso da braccetto mancino, adesso invece è ritornato Barcellona, al centro chiaramente Lanzetta. Si è andato un po' a chiudere su quella fascia e c'è anche fallo però da parte di Candela, nessun cartellino estratto dal direttore di gara molto tranquilla bisogna dire però. E poi c'è un cambio. Vediamo chi lascia il campo. Esce Candela. Entra Gambino con l'ombro 17. 11 minuti alla fine della partita, intanto più eventuale recupero, sempre 0-0. De calcio di punizione, battuta di D'Amico, profonda, salta di più alto di tutti Lo Cicero che allontana e non permette a quel pallone di diventare pericoloso, anzi permette di dire pericolosissimo perché poteva creare un disimpegno importante per la Panormus, ma è stato ottimo invece la sua chiusura. Bevi l'acqua, rimessa, Riva allontana, calcola il rimbalzo benissimo Megna che adesso può partire, deve farlo, poi sbaglia forse il passaggio, riesce comunque a servire di testa poi Rizzitano che nel tentativo di ridargli questa palla non la calcola bene. Palazzolo alza anche lui, forse troppi palloni alzati però dalla TF perché secondo me dovrebbero metterla a terra e partire. Palazzolo, Lanzetta non la domestica bene Lo Cicero, esce pure Barcellona, palla che si alza, Lanzetta anche lui prova con questa gamba alta,
Però il pallone non ne riesce, poi scatto in velocità da parte di Sanghez che potrebbe rientrare, ci prova, ma Lanzetta è sempre uno su durissimo. E quindi calcio d'angolo, l'ennesimo da parte della Panormus, che più volte si è ritrovata a battere questi calci piazzati. Intanto Riva rischia un po' perché su quel rimbalzo è arrivato con una mano anche vicino e poteva essere un problema, ma per sua fortuna tanto ci saranno anche altri cambi, però quando mancano praticamente 8 minuti più recupero. 1-2, traversone al centro con Mocciaro che blocca. Capitano oggi. Palla che rimbalza, Abate la controlla, allunga poi il campo su Megna che è veloce, però fuori gioco. Tanto Megna che non voleva essere fermato per fuorigioco, però il Ferrari era molto sicuro, qui non si è notato molto bene, purtroppo non essendo centralmente lì non avremmo potuto vedere. Se poi ci sono ancora lamentele in panchina. Abate, testa lunga, Palazzolo non basta, testa verde allontana proprio poi Riva di testa pure. Il Campino non la tiene in campo, poteva secondo me lasciarla. Abate avanza molto bene, poi Bevilacqua chiude, Abate ancora per la velocità di Megna, questa volta tutto regolare. Poi intento di rigore, cerca invece il traversato sul secondo palo, Rizzitano la controlla, Rizzitano 2 volte, 3 volte, palla rimane lì, poi non calcia nessuno e allontana invece Pennacchio. Però questa sì che è stata la grande occasione della partita. Al minuto 63 ci è andato veramente vicinissimo la TF. Tempo si è rialzato lo Sicco che era rimasto a terra, ma ci sono altri cambi. Esce intanto Pennacchio sicuramente. Esce anche Sanghez nel frattempo. Dovrebbe entrare Cavallaro. Dall'altro lato invece fuori Abate. Allora intanto fuori Abate, dentro Salerno. Questo è il cambio sulla fascia. Tanto anche Cavallaro, dicevamo. Cavallaro così come Sant'Onostaso al posto di Sanghez e di Pennacchio. E credo che questi possano essere gli ultimi cambi, no, perché entra anche Raitano con la 19, esce Palazzolo. Insomma, tanti cambi sia da un lato che dall'altro, in queste categorie lo sapete. Possono fare tutti i cambi che si vuole ed effettivamente anche per dare chiaramente più spazio a tutti e minutaggio. Nel frattempo intanto vediamo Raitano schierarsi sulla sinistra, invece Salerno un po' più centrale, quindi in realtà Salerno ha preso il posto di Palazzolo tatticamente in campo, Raitano invece quello di Abate, anche se i cambi sono stati il contrario. Lanzetta tanto restituisce il pallone dopo essere fermata precedentemente direttamente dalle braccia di Vicari, che va a lungo, palla che si impenna,
lotta Megna, un po' spinto in realtà, e infatti c'è fallo. Lanzetta sistema il pallone, davanti Cavallaro, Lanzetta, bella questa palla messa in mezzo, bucata, poi finisce quasi tra le braccia di Vicari che non blocca ma allontana con i pugni, palla che si impenna ancora una volta all'interno dell'area di rigore, quasi un flipper, la tocca Farina, poi va ad arpionarla con il nesato Salerno, lotta poi anche come un leone Raitano, ma questa volta non riesce a concludere verso la porta, soltanto una zampata verso il portiere con Vicari che va lunghissimo, Cavallaro non può arrivarci, ci arriva invece Riva. E poi inizia veramente a esserci tanto vento. Si impegna ma non riesce a tenerla in campo come avrebbe voluto Gambino. Bene, è entrato pure lui, mancano intanto 3 minuti, ma qualcosina da recuperare chiaramente ci sarà. Scafidi allunga la palla, Lanzetta di testa puntualissimo su Lomolino. Ottimo il suo lavoro da parte delle possente centrali, Maglia numero 6 che ha giocato una gran partita. L'abbiamo visto partire inizio stagione come terzino, come esterno tutto fascia, adesso invece vediamo un po' nel ruolo di centrale. Scafidi, poi Barcellona in anticipo, spazza il pallone, secondo me poteva pure controllarlo perché Lomolino non lo stava attaccando, non lo stava pressando alto, quindi c'era secondo me tutto lo spazio per poterla controllare al meglio. Tuttavia però Barcellona non se l'è sentita, ha preferito spazzare la palla, sicuramente non una scelta sbagliata, però poteva forse farne una più corretta. Il tempo rimessa a terra ancora, minuto 68, mancano 2 minuti, più qualcosina da recuperare, vediamo quanto verrà effettivamente attribuito al diritto di gara. Intanto Lanzetta in anticipo, palla finisce su Cavallaro, la caccia con il petto ma non basta, Riva. E poi sbaglia invece l'aggancio Bevilacqua. Riva, testa di Bevilacqua, Aitano lotta invece Salerno, poi Megna vuole scappare e poi forse un tocco con il braccio da parte di Megna, infatti è fallo. Qui aveva rischiato un po' la difesa della Panorbus perché Megna stava quasi per attaccare la porta quando mancano 1 minuto e lo spettro dello 0-0 è sempre più vicino. Ma testa verde a battere. Anzi, D'Amico, chiedo scusa, testa verde. Ma lui lungo, Riva con l'addome, prima domestica, poi spazza la palla lunga di testa stesso D'Amico. Nel frattempo va incontro come viene Bevilacqua che ne esce molto bene qui. Poi lo scatto da parte di Gambino che fresco, potrebbe correre, ma Lanzetta c'ha un polmone in più quasi. Facendo una grande chiusura difensiva, poi di fisico tiene questa palla lì lontana, scortandola fuori direttamente dalle parti di Mocciaro che adesso andrà probabilmente lungo quando mancano 10 secondi e poi finirà la partita, però chiaramente ci sarà qualcosa da recuperare, ancora non abbiamo visto 2 minuti, ok, ho detto in questo momento, quindi 120 secondi, poi terminerà anche la sfida con, ripetiamo, il risultato di 0-0 al momento, ma una partita così io non mi sento mai di dire che è finita perché sono due squadre veramente molto forti, di conseguenza il gol potrebbe essere dietro l'angolo. Raitano difende la palla, cerca lo scontro su Megna e poi nuovamente il pallone che si impenna. E qui il tempo scorre. Riva la controlla con il tacco Megna, non basta, poi il controllo va giù
Farina, calcio di punizione. E qui secondo me Lanzetta potrebbe anche cercare la porta, perché la distanza non è proibitissima, anzi con un buon piede si potrebbe anche cercarla, e Lanzetta il piede per farlo ce l'ha. Minuto 71 e 20 secondi, mancano 40 secondi, una delle ultime occasioni di questa partita. E Lanzetta sta caricando il suo mancino. Allora, dalla rincorsa sembra quella di uno che voglia metterla al centro piuttosto che calciare, però vediamo se effettivamente sarà così o meno. Barriera formulata dalla Panorbus, 3 giocatori in barriera. Va Lanzetta con il mancino, cerca pure la porta, non la inquadra. E poi vediamo se ci sarà ancora tempo, perché non si è giocato molto in questo recupero tra calci di punizione e palloni spazzati fuori. Tanto Farina qui impatta malissimo e poi fischietto in bocca. Mi sa che questa azione potrebbe finire anche la partita. È rimessa laterale, infatti non avevamo capito per quale motivo effettivamente così come se dato palla dietro, però mi sa che dopo questa azione terminerà anche la partita. Testa verde allontana, arriva a Lanzetta in anticipo, sempre bene stoppare tutti i palloni. Losico si addormenta un po' perché c'era dietro la pressione altissima da parte dell'avversario, ma va bene così. Triplice fischio da parte del direttore di gara e finisce anche la partita 0-0 tra TF e Panorbus, che salgono soltanto di un punto in classifica, ma quindi a quota 32 punti la TF, che non riesce a raggiungere l'Academy Palermo, e questa è veramente una notizia negativissima per l'obiettivo finale del primo posto, perché adesso raggiungerlo sembra veramente tanto complicato. Però ancora la matematica non condanna la TF, che deve assolutamente crederci fino all'ultimo. La prossima partita sarà quella decisiva per poter puntare a prendersi quel primo posto. Nel frattempo, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sporticity è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.